Alzo la voce? Ma ci pensa lui dopo, è lui che parla, non io. Alessia, vieni. Va bene, allora buonasera a tutti, io parlo 30 secondi per presentarvi Stefano Bonaccini, conoscete tutti, è presidente del nostro partito, è stato presidente dell'Emilia Romagna, recentemente l'anno scorso con una montagna di voti, 390.000 voti, che sono tantissimi, è stato eletto eurodeputato e nella Commissione Agricoltura e nella Commissione Commercio Internazionale. Quindi se voi avete da fare del commercio internazionale nel mondo, compreso la Cina, vi rivolgete a Stefano e lui vi darà una risposta. Quindi noi siamo particolarmente legati perché lui ci è molto vicino, è venuto più volte anche alle elezioni regionali, infatti sono andate bene, se vi ricordate le elezioni europee dove noi abbiamo preso il 24% a livello italiano, tutti ci davano attorno al 20-21, merito sicuramente del partito, dell'unità del partito di Elly Schlein e di Stefano Bonaccini, che ci hanno visto anche a Verona assieme, e quindi la gente ha apprezzato questa immagine di unità, ed è merito soprattutto anche di Stefano assieme ad Elly, e i risultati si sono visti. E una parte di questi risultati sono anche queste candidature che il Partito Democratico alle europee, come anche alle regionali recenti, ha saputo dimostrare, e i risultati sono arrivati. Quindi noi siamo legati perché lui c'è sempre quando glielo chiediamo, viene alle feste dell'unità tutti gli anni, non solo questa di Verona ma anche quelle della provincia, anche quelle molto meno importanti di questo, e noi apprezziamo molto. Quindi adesso do volentieri la parola ad Alessia Rotta, che voi conoscete, la nostra assessore, è stata parlamentare per 2 mandati ed è assessore comunale e responsabile cittadina. Prego Alessia. Buonasera a tutte e a tutti. Il primo ringraziamento naturalmente insieme alla presenza del presidente del nostro partito Stefano Bonaccini e a Lillo Aldegheri, che invitiamo qui, per aver accettato di intervistare questa sera per noi Stefano. Con me ci sono anche i nostri colleghi di assessorato, quindi l'assessora Elisa Lapaglia e l'assessore Federico Benini, ma ci sono anche degli ospiti, e dicevo in battuta che c'è la Lombardia, una presenza qualificata della Lombardia qui. C'è Mattia Palazzi, già sindaco di Mantova, e c'è Anna Scavuzzo, vice sindaca di Milano, e quindi per noi è un onore, e anche Marco Esposito, organizzativo del PD Lombardo. Questo per dire che siamo una comunità molto viva, molto presente, partecipe agli appuntamenti importanti, quale quello che ci aspetta. Dico solo che c'è molta attesa nelle interlocuzioni, credo che ognuna e ognuno di noi si fa e ha. C'è questa attesa rispetto alla scadenza importante, 2 scadenze importanti che noi abbiamo l'anno prossimo, quella del Comune di Verona. Ci stiamo impegnando e speriamo di dirlo e farlo meglio, sempre possibile farlo meglio, ma insomma credo che l'esperienza debba continuare anche con il vostro soprattutto aiuto, e poi l'esperienza che ci attendiamo tutti, che è quella delle politiche rispetto a quello che sta succedendo sul nazionale. Penso e spero che è riposta una grande attenzione in quello che il Presidente del nostro partito e il nostro partito, un ruolo centrale non solo come partito maggioritario, hanno, di dire qualcosa rispetto ad un'Italia in cui c'è qualcuno che non si può nominare ma troppi lo nominano, in cui c'è bisogno certamente di radicalità, ma c'è bisogno di un radicamento, e questo penso che sia l'apporto principale che il Partito Democratico possa dare. E quindi ci attendiamo, non voglio dare troppa pressione, diciamo, Stefano, come sto effettivamente facendo, ma ci attendiamo molte risposte ed un preciso piano rispetto ai tempi concisi, stretti, che ci aspettano, ma che attendavamo da troppo tempo, perché da troppo tempo assistiamo a, non ne ricordo più se sono 5 o 7 decreti di sicurezza, e un clima che si fa troppo pesante, che non è degno di questo paese. Quindi grazie davvero di essere qui per tutte e tutti noi, e buona serata e ancora grazie. E ultima cosa, vogliamo dire anche che questa sera siamo una comunità, l'abbiamo detto, è un compleanno importante per l'organizzatrice di questa festa, Orietta Castellani. Vorrei da parte di tutti noi un grande applauso, perché è un compleanno importante che lei festeggia qui, ma ogni giorno penso della sua giornata in volontariato lo fa. Se stiamo qui tutti e tutte noi
se c'è il pesce, la carne, tutto montato, è grazie a lei che con grande dedizione e volontariato lo fa per tutte e tutti noi. Buonasera, grazie di essere qui. È un onore ovviamente intervistare Stefano Bonaccini. Non ha bisogno di alcuna presentazione, è uno di quei personaggi che è un po' difficile intervistare perché ci sarebbero 1000 domande da fargli e bisogna ridurle. È europarlamentare e quindi nella situazione che stiamo vivendo a livello mondiale anche quello ovviamente in primo piano, ma presidente del PD. E però credo d'obbligo, riprendendo quello che diceva l'onorevole Rotta, partire dal imminenti, ormai siamo in una campagna elettorale, Presidente, in una campagna elettorale brutta, cattiva, piena di odio e con episodi di cronaca che diventano purtroppo episodi di politica. Ecco, in questa situazione il Partito Democratico come affronta la doppia campagna elettorale? Perché nessuno pensa che la legislatura arrivi fino al termine, quindi io sono tra i tanti convinti che ci saranno elezioni anticipate, non saranno nell'autunno dell'anno prossimo, e vedo dei cenni di assenso negativi, quindi facciamo una scommessa tra di noi, ci vediamo alla prossima festa, vediamo chi ha indovinato. Ma Presidente, il Partito Democratico in questa difficile situazione come si presenta agli elettori, sia nazionali sia, lo sapete tutti, prossima primavera si vota anche da queste parti. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e anch'io do un abbraccio a tutte le volontarie e volontari che dopo andrò a salutare. Non so se volete che mi alzi in piedi per vedere in fondo. Ah, mi devo stare in piedi. Vi ringrazio per la solidarietà che mi lasciate tranquillo bene. Auguri, 30 anni. Ti alzi i piedi perché... No, tu rimani pure a sedere, tranquillo. No, io penso che... No, ma sto parlando. Abbiamo bisogno... Allora, io credo tu abbia ragione. Secondo me Giorgia Meloni, se potesse, andrebbe a votare ieri, perché il Paese sta peggiorando le sue condizioni economiche e sociali. Obiettivamente la situazione economica è pesante, perché l'Italia quest'anno e quest'altro anno sarà il peggiore dei 27 paesi dell'Unione Europea per crescita, e dobbiamo augurarci che lo stretto di Hormuz riapra presto, perché è evidente che il costo che stiamo pagando dalla benzina ai carburanti alle bollette è un costo pesantissimo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Peraltro non serve nemmeno dirlo troppe volte, ricorderete i famosi video in cui, facendo scendere il finestrino della propria auto davanti a una pompa di benzina, prometteva addirittura di azzerare le accise. Ecco, non solo non sono state azzerate, ma così alta la benzina è costata quasi mai nella storia di questo Paese. Da un punto di vista delle politiche industriali non se ne vede il minimo straccio. Un Paese che terminerà 5 anni di governo, il prossimo, con un Paese che non è mai riuscito a crescere di un misero 1% annuo, anzi della metà. Finiscono i fondi del PNRR, che hanno permesso all'Italia di non andare in recessione come la Germania, che ci è da 3 anni. Va pure ricordato che lo stesso PNRR, quasi 250 miliardi di euro sui 750 totali che l'Europa mise a disposizione di chi ha dovuto gestire la drammatica pandemia, una parte da restituire a debito, una parte a fondo perduto, ci hanno permesso, dicevo, di non andare in recessione. Io sento ogni tanto qualche amministratore della regione in cui siamo, oppure di comuni amministrati in questa terra, non ce ne sono pochi,
dal centrodestra rallegrarsi per un'opera conclusa o un servizio terminato con i fondi del PNRR, e a me fa piacere perché da italiano sono certo che per quelle comunità è qualcosa di utile. Dovrebbero per onestà intellettuale aggiungere che fosse stato per i loro partiti, cioè per Fratelli d'Italia e per la Lega in particolare, quei fondi l'Italia non li avrebbe mai ricevuti, perché come sapete in Europa non votarono a favore del Next Generation EU, e cioè del PNRR, solo che anche quei fondi termineranno. Dal punto di vista della sanità, se io vi domando, sta migliorando o peggiorando la sanità pubblica a Verona? Peggiorando, alla grande! Solo che il Veneto, come l'Emilia Romagna e la Toscana, sono sulle basi della classifica del Ministero della Salute le prime 3 regioni per qualità e quantità dei livelli essenziali di assistenza erogati. Figuratevi nelle altre regioni com'è la situazione, e quindi definanziando la sanità o sottofinanziandola non migliorerà. Quindi le condizioni economiche e sociali peggiorano. Mi chiedevi come ci apprestiamo. Allora, su Verona non mi dilungherei, no, ma più che altro perché è giusto che la riflessione la si faccia più a livello territoriale e noi faremo tutto quello che serve per dare una mano. Verona peraltro andrà al voto insieme a Roma, a Milano, a Torino, a Napoli, a Bologna. Andranno al voto le città principali italiane per numero di abitanti, andranno al voto, peraltro Verona è una delle città con il numero di abitanti tra i più alti in Italia, ed è chiaro che non è un mistero dire che questa è una partita tutte le volte difficile. Fu una vittoria straordinaria quella di Damiano e nostra la volta scorsa. Vediamo come mettere in campo il percorso migliore possibile. Io credo che si voterà prima le politiche che le amministrative, se il ragionamento che stiamo facendo ha un senso, perché se Giorgia Meloni vorrà andare al voto prima, magari dopo, se vuoi, parliamo di legge elettorale. Una volta completata la legge elettorale è chiaro che c'è tutto un iter parlamentare, Mattarella deve firmare, insomma presumo che realisticamente sia la primavera del prossimo anno la data più probabile delle elezioni politiche. Sulle elezioni politiche provo a dirla così, dico col mio pensiero. Io penso che parlare di primarie adesso sia da deficienti. Ho usato una parola educata, cioè io penso che parlare di primarie quando non c'è ancora il programma di fronte agli italiani significa non aver capito che ciò che va costruito è quella che io chiamo l'alternativa. La chiamo alternativa per 2 motivi, perché io non credo che noi guadagneremo un voto in più il prossimo anno solo a parlare male dalla mattina alla sera di Giorgia Meloni. È stato abbastanza chiaro sul messaggio. Il secondo, che non guadagneremo tanti voti in più se pensassimo che mettiamo insieme una coalizione solo contro la destra, perché uno dei motivi per cui non si fidano del tutto di noi, anche quando magari non si fidano più degli altri o si fidano poco degli altri, parlo ovviamente degli indecisi, è che hanno già visto cosa è successo nemmeno troppi anni fa, in particolare con l'ultimo governo che vinse le elezioni di centrosinistra, perché noi non le abbiamo praticamente mai vinte, tranne 2 volte con Romano Prodi, con l'Ulivo e poi con l'Unione, ma l'Unione, vi ricordate, che una coalizione fatta solo per essere contro la destra, alla prima curva ha sbandato e dopo nemmeno 2 anni siamo andati a casa. Dovesse ripetersi, cioè che vinciamo, speriamo, e sbandiamo e dopo 2 anni andiamo a casa, noi secondo me torneremo al governo di questo paese fra 2 secoli, perché gli italiani giustamente non si fiderebbero allora proprio più per tutta la vita. Per cui, dette premesse, le cose da fare sono 2. La prima è quella di unire. In ogni caso non è andata Giorgia Meloni grazie al voto degli italiani a Palazzo Chigi. Dice ma l'hanno votata in tanti, sì, ma era poco più del 40% dei voti. Nelle urne tutto il centrodestra insieme ha preso il 43%, non il 51%. È che il centro-sinistra, in maniera irresponsabile, ha deciso che dividersi in 2 era troppo poco. Beh, se ti devi dividere, no, allora facciamola fino in fondo. Si è diviso addirittura in 3 parti nel 2022. Loro tutti uniti, noi ognuno per 6 per 3, e con quei poco più del 40% di voti hanno portato a casa, perché la legge elettorale premia chi si coalizza, 2/3 dei parlamentari. Hanno la maggioranza più ampia che ci sia mai stati nella storia repubblicana, quindi possono votarsi qualsiasi legge. Io penso persino che va fatto un appello a quelli che ancora non ci vogliono stare,
Calenda in primis. Mi pare che i veti e i controveti sul resto stiano cadendo, anzi dirò di più, ormai nelle città e nelle regioni dove si vota, da un po' di anni, che il centro-sinistra non sia unito, quando non è unito è l'eccezione che conferma la regola, non più viceversa. Potremmo addirittura aggiungere qualche pezzettino in più, che però pensano di poter essere ancora una volta in posizione terza. Io la dico come la penso io e glielo dico sempre anche a loro quando li vedo. In un mondo in cui contemporaneamente ci sono in questo momento Trump, i criminali Putin e Netanyahu, i neofascisti di AfD, primo partito in Germania, sfiora il 30%, i neofascisti di Farage in UK, primo partito in tutti i sondaggi, cioè in Gran Bretagna, la Le Pen che nonostante la condanna in via definitiva è davanti a tutti nei sondaggi e il prossimo anno potrebbe essere la prima presidente della Repubblica francese di estrema destra eletta nel dopoguerra. Vannacci in Italia che sta volando, mangia la Lega, cioè ormai la fa sparire, diteglielo ai leghisti quando li incontrate, e Fratelli d'Italia persino in difficoltà. Ora io mi domando, ma cosa deve ancora succedere nel mondo, in Europa e in Italia per dire a tutti quelli che non si sentono di destra che sarebbe venuto il momento di mettere da parte qualche pur differenza e stare tutti uniti per batterli il prossimo anno? Perché altrimenti diventi il loro migliore alleato, Perché se dovessero mancare 2 voti che sono quelli di chi non si è voluto schierare, a meno che Calenda non spiega all'Italia che Bonaccini vale Vannacci ed Elly Schlein vale Giorgia Meloni, allora a quel punto va bene, allora abbiamo capito, sei diventato qualcuno che non riconosco più, almeno nei valori fondamentali, giusto? Però l'unità, che pur ripeto, secondo me non sarà difficile complessivamente da trovare, è condizione necessaria per provare a batterli, altrimenti non facciamo neanche la partita, ma non è sufficiente per vincere. E per vincere, secondo me, serve qualche contenuto. Per cui faremo le primarie per scegliere chi è il leader o la leader, può darsi, oppure può darsi che ci affideremo, come fanno in tutte le democrazie del mondo, che il primo partito che ha più voti, che guida la coalizione, esprimerà il premier o la premier. Vediamo, tanto non possiamo decidere da soli, decideremo insieme agli altri. Ma adesso è il momento, perché secondo me siamo anche in ritardo, di tirar fuori 3, 4, 5 idee per l'Italia. Io credo che le priorità le conosciamo: lavoro e redditi, rilancio di scuola e sanità pubblica, l'ambiente, perché è un mondo impazzito, col Diretti ha stimato 20 miliardi di euro perduti negli ultimi 4 anni solo per i cambiamenti climatici, e poi c'è un tema a me caro, immagino ne vorrai parlare. Io penso che colpevolmente la sinistra ha lasciato in mano alla destra il tema della sicurezza dei cittadini, e noi non ce lo possiamo permettere, perché quando una comunità non è sicura non è più una comunità libera, perché se a Verona una ragazza o una donna non possono passeggiare nel parco all'ora che gli pare, non sono libere. E quindi, siccome hanno fallito anche su questo, io penso che dobbiamo occuparci anche di questo. Ecco, se faremo tutto questo, e dobbiamo farlo bene, e poi ci agganciamo, anche qui ne parleremo, candidature adeguate e non i soliti paracadutati che da una regione vengono candidati in un'altra, così dopo non li vede più nessuno, e soprattutto facciamo scegliere voi, per evitare che decidiamo in 4, compreso me, in una stanza a Roma. Io penso che con queste cose fatte bene noi possiamo battere la destra il prossimo anno. Chiaro quello che hai detto, però è una obiezione. Per arrivare a questo che hai detto bisogna avere una legge elettorale. Io lo so che molti di voi si annoiano quando leggono sui giornali articoli sulla legge elettorale, e però è un tema che riguarda quello che ha detto Bonaccini finora, perché come arrivare a queste elezioni, con chi, con quale alleanza, in che modo, e soprattutto, l'ha detto 2 volte se ci fate caso, portando più gente al voto, perché è vero che hanno votato in pochi l'altra volta, ma rischiano di votare ancora meno se c'è una legge elettorale che non consente al cittadino di dire questo è il mio deputato, non quello che hanno scelto a Roma. E allora io chiedo a che punto siete su questo tema, anche all'interno del centro-sinistra. Lo sappiamo che è diviso il centro-destra su questi temi, ma il centro-sinistra a che punto è, e con che legge elettorale potete convincere gli elettori che vale la pena di perdere una giornata anche se ci sarà il sole.
La destra sta cercando una legge elettorale, l'abbiamo capito tutti, perché non si sente sicura di vincere, altrimenti non cercherebbero di cambiarla a pochi mesi dal voto, peraltro cercando di cambiarla in maniera unilaterale, cosa che non si dovrebbe mai fare con le regole. Se giochiamo a calcio 11 contro 11 ma una squadra decide che toglie la propria porta, per cui a lei non puoi mai segnare, può fare gol solo lui, parte sempre a 0-0, ma chi può vincere è solo uno, giusto? Già questo mi pare una questione complicata da affrontare. Dopodiché è vero, hai ragione, possiamo immaginare e pensare, ma non solo i cittadini, ognuno di noi, che prima che la legge elettorale sia importante la qualità della sanità, della scuola, se uno ha lavoro, se è ben retribuito o decentemente retribuito, se non ci sono le guerre, quello che vogliamo. Però la legge elettorale è lo strumento col quale si decide come si va a votare e anche persino come si formeranno la composizione del Parlamento. Stanno cercando di cambiarla con questa idea soprattutto dell'indicazione del candidato e candidata premier. Loro hanno in mente una cosa che va oltre al governo, è per questo che dico a tutti quelli che hanno dei dubbi a stare col centro-sinistra ma non si sentono di destra di rifletterci. Vedete, la prossima legislatura non eleggerà solo il governo che guiderà il paese, che pur mi pare abbastanza importante, si eleggerà il Presidente della Repubblica. Io, tra le cose delle quali andrò per tutta la vita orgoglioso e onorato, è che da grande elettore in qualità di Presidente dell'Emilia Romagna mi è toccata la fortunata occasione di scrivere 2 volte Sergio Mattarella nella scheda che mettevo in Parlamento nell'urna che poi l'ha eletto Presidente della Repubblica. Posso dire, per fortuna, e ringraziamo il cielo che abbiamo avuto e abbiamo un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella. Per il senso dello Stato, delle istituzioni, per la qualità e per il galantuomo che è. Provate a chiudervi gli occhi e immaginare che avrebbero potuto votare o votarsi loro in questi anni, negli anni precedenti, a partire da uno che è la seconda carica dello Stato, che fa il Presidente del Senato ed è orgoglioso di avere i busti di Mussolini in uno dei salotti delle sue abitazioni. È abbastanza chiaro, no? Ecco, io in un paese che potrebbe vedere Giorgia Meloni Presidente della Repubblica e magari il generale, parentesi, dei miei stivali Vannacci Presidente del Consiglio, insomma, preferirei non starci, o sbaglio? A parte che posso dire una cosa, ho visto che Vannacci l'altro giorno ha sfidato Renzi e poi ha detto sì, Bonaccini non ci provo neanche, cioè a sfidarci a 2 chilometri a nuoto e a fare la mezza maratona. Adesso lui c'ha in mente il ventennio con l'esercitazione. Io gli ho detto guarda che a me e a te in Europa, quindi grazie anche, io ho preso 16.000 preferenze in questa terra, ho detto guarda che me e te ci hanno eletto per dimostrare di usare il cervello, mica i muscoli, no, è meglio ricordarglielo perché adesso va bene tutto, ma ogni 3x2 sfida tutti a correre, vabbè, lo sfiderò a fare i palleggi col pallone. Guardate che le cose, a parte le battute, sono molto serie, perché la doppia governo Presidente della Repubblica, che potrebbero votarsi da soli, perché quella legge elettorale, qualcuno ha richiamato, per chi ha qualche anno più di me o ha studiato storia in questo paese, la legge truffa del 53, non ci va molto lontano, è l'idea che chi vince si prende tutto. E quindi mi eleggo da solo per la prima volta, se vinco, persino il Presidente della Repubblica, che dovrebbe rappresentare gli italiani nella maniera più larga e non solo di appartenenza. Già questo è un bel problema. Dopodiché, quella legge elettorale è una legge elettorale che sa molto di bluff. Giorgia Meloni dice, e ne capisco la ragione della propaganda, perché questi strumenti sono infernali, però rimane tutto. Come c'è il video delle accise, più video delle accise, e quella oggi possiamo dire o baggianata oppure mancata promessa, ognuno scelga quello che vuole, c'è anche quella sulle preferenze. Cliccate Meloni preferenze, troverete una marea di video in cui lei urla che era una vergogna ed è uno scandalo che in Italia non si eleggano i parlamentari attraverso le preferenze, cioè non può eleggere il popolo. Quindi, sapendo che Lega e Forza Italia sono contrari per ragioni evidenti, vogliono decidere dal centro chi sono i loro rappresentanti in Parlamento, forse mettere capolista Vannacci non gli è andata proprio bene a Matteo Salvini,
Lei sa che la sua storia è quella di aver urlato al paese che una volta che fosse andata a governare avrebbe reintrodotto le preferenze. Però quando dice noi mettiamo le preferenze, ridaremo le preferenze, il centro-sinistra non le vuole per decidere da soli, in realtà dice una non totale bugia, ma ci va vicino, perché dovete sapere che se passerà, e io credo che passerà questa legge elettorale, perché alla Camera non è previsto il voto segreto e quindi è difficile che si facciano un ulteriore doppio autogol in rovesciata, e poi al Senato, scusate, poi ritornerà alla Camera, ma io penso che lei metterà la necessità di, insomma, minaccerà di votarla, vedremo, ma mettiamo che passi. In realtà i piccoli partiti eleggeranno solo i capilista, che però sono bloccati, cioè quello che sarà capolista e passa in un collegio dove ne passa uno è quello indicato dalla segreteria dei partiti, quindi le preferenze non serviranno, cioè voi le darete, le daremo, ma non servirebbero a nulla. Ma anche per i grandi partiti come il PD o Fratelli d'Italia si presume che solo 1/3 degli eletti e delle elette sarà scelto dagli elettori, e cioè che 2/3, se non il 70%, verranno scelti da come si comporranno le liste e chi metterà i capolista, persino con la surreale combinazione che potrebbe succedere che uno prende 50-100.000 preferenze, quindi tantissime in un collegio, ma magari ne scatta solo uno, e quelle 50-100.000 cognomi scritti da 100.000 elettori non serviranno a nulla, perché passerà quello sopra di lui che è il capolista che non deve essere votato. Quindi non è vero che decideranno gli italiani, decideranno in piccola parte gli italiani. In ogni caso, io, per non saperne leggere e scrivere, dico al mio partito che dobbiamo alla Camera, insieme a tutto il centro-sinistra, chiedere le preferenze aperte, libere. Lo dico per questo motivo, poi io rispetto posizioni anche contrarie. Io non capisco perché per eleggere un consigliere comunale a Verona decidono gli elettori, cioè, o meglio, lo capisco, decidete voi. Per eleggere un consigliere regionale in Veneto decidete voi. Per eleggere un parlamentare europeo, magari vi siete sbagliati, tipo Bonaccini, avete deciso voi. Perché solo al Parlamento italiano si è nominati? Anche quelli, per la verità pochissimi, che nel PD dicono che non sono d'accordo con le preferenze, gli dico, fate una cosa, alzatevi in piedi e proponete che vengano eliminate dai consigli comunali, dai consigli regionali e dal Parlamento europeo, perché sono abbastanza curioso, no? Che solo per una delle istituzioni, tra l'altro la primaria a livello italiano, non li devi nominare. Ma c'è un motivo politico. La distanza tra eletti ed elettori si sta allargando purtroppo, e c'è sempre meno fiducia nella politica o chi ne rappresenta in quel momento la funzione. Se vogliamo, non dico risolverla, ma almeno un po' accorciarla, la prima cosa da fare è che chi viene eletto sa che quando torna a casa, la sera o ogni tanto o tutti i giorni, deve render conto a quelli che lo vanno a cercare per fargli una critica, una proposta, magari un applauso, un suggerimento, dirgli che sta sbagliando, perché se non senti nemmeno, tra virgolette, la pressione di quelli che ti hanno eletto o che rappresenti al di là di chi ti ha eletto nel territorio, come purtroppo troppe volte è accaduto in questi anni, perché le liste sono piene di gente che non è stata scelta nei territori, diciamoci la verità, questo è il mio pensiero, è chiaro che il rapporto si allenta. Quando io torno a Campo Galliano o nel collegio, visto che lo giro molto, mediamente, cioè anche stasera quando sono entrato uno mi ha chiesto una cosa di questioni legate a una crisi aziendale, ad esempio. Cioè ti senti la pressione. Stavo per dire, uno deve sapere dove suonare i campanelli, ma dopo che Salvini abbiamo battuto a casa nostra nel 20, anche lui non li suona più. Però dai, adesso a parte le battute, devi sapere dove uno lo puoi trovare, e lui deve sapere, o lei, eletto o eletta, che deve dire ai cittadini cosa sta facendo, ai suoi elettori perché hanno fatto bene a sceglierlo, e magari raccogliere anche opportunità, possibilità, confronto per migliorare quello che si fa. Io ho un ruolo per il quale ci sarò in una stanza a Roma a decidere i candidati e le candidate. Magari nei 10 anni presidente di regione ho fatto scelte tutte sbagliate, ma certamente una cosa me l'hanno sempre riconosciuta tutti, che io sono uno che decide in fretta. Quindi deciderei, anch'io, contribuirei a decidere.
ma se devo sbagliare i candidati e le candidate a Verona in Veneto, preferirei che li sbagliamo insieme. In italiano è abbastanza chiaro il messaggio, per cui a me non convince l'idea che decidiamo noi da soli, bisogna che decidiamo coi territori. E da ultimo, oggi ci piaccia o no, ognuno di voi sceglie prima la persona che il partito, o no? No, siamo pochi secondo me in Italia, nel senso che piaccia o no è così, non è più come una volta, dai, se no io non avrei mica preso 390.000 preferenze. Venivo in Veneto a fare campagna elettorale regolarmente in un mercato, in una piazza, mi si avvicinava qualcuno e mi diceva: sono della Lega, facciamo un esempio, prendo quello qui che era in quel momento, sono della Lega ma la voto. Io dicevo, me lo dice solo perché, com'è? Ti te voto, va bene, solo perché ti ho davanti. Lui mi diceva, no, sono venuto io, perché dovrei perdere tempo a venirglielo a dire. Mi hanno messo capolista uno che è fascista, e troppo anche per me che sono leghista, era Vannacci, no? Qualcuno l'ho trovato, anzi ne ho trovati tanti così. Ho guardato i candidati e le candidate, non li conosco. Lei l'ho vista in TV sulla pandemia, mi è sembrato molto bravo. La sanità mi dicono che in Emilia Romagna, insomma, tutto sommato funziona. L'economia vedo che, insomma, siete una regione forte. Poi aggiungevano spesso quelli che mi dicevano così: mi sembra che sei uguale a Zaia. Non so se era un complimento, però diciamo, in ogni caso, se serviva a raccogliere un voto da uno che non te l'aveva mai dato. Vedete, io vengo da una terra dove mi hanno insegnato fin da bambino due cose nella militanza dal PC: uno, che si può partecipare, si deve partecipare, ma che è meglio vincere, La seconda, che la più grande soddisfazione per chi fa politica non è prendere sempre i voti da quelli che già te lo danno, che pure è importante tenere, ma sarebbe quella di conquistare un voto da chi l'ultima volta non te l'ha dato, non te l'ha proprio mai dato. Peraltro, se noi, come dicevi, non raccoglieremo qualche voto da chi si è astenuto, o qualcuno persino da chi è deluso dal governo Meloni, perché ne incontro io, ne incontrerete anche voi. Se sono un operaio a 1.300 euro e mi hanno promesso che mi abolivano le accise, li ho votati, e poi vado a fare la benzina perché l'auto o il camioncino lo devo usare e non so come fare ad arrivare a fine mese, qualche domanda me la farò, Se avevate detto che la sanità diventava la migliore del mondo e per una lista d'attesa, una prestazione di sanità di prima fascia, aspettavo 3 mesi, adesso aspetto 1 anno, 2 anni e a volte sono chiuse le liste. Se devo curare un mio familiare conta poco che ho votato, qualche domanda me la faccio. Per cui noi abbiamo nei territori candidate e candidati, amministratori e amministratrici locali che hanno dimostrato e stanno dimostrando. Stasera c'è la vice sindaca di Milano o l'ex sindaco di Mantova, che peraltro ha preso un record di preferenze mai visto in quel territorio. Secondo me si sono sbagliati in molti a Mantova, comunque, però glielo diremo la prossima volta. Guardate che pur perdendo le regionali e le europee o le politiche, in Veneto stiamo governando da Verona a Padova a Vicenza. Abbiamo appena vinto, dopo, per la prima volta da quando c'è, chiamiamola la seconda, non c'è più la prima repubblica, a Castelfranco Veneto, pochi mesi fa, no? Ero andato a fare campagna elettorale, mi era venuta ad abbracciare una delle figlie, forse era la nipote, Tina Anselmi. Facciamole un applauso perché è stata protagonista di una delle riforme più importanti della storia dell'Italia repubblicana, a proposito di sanità pubblica. Oppure abbiamo vinto dopo 30 anni a Monselice. Perché avviene questo? Abbiamo detto che spesso in quei territori perdiamo, e non di poco, alle regionali, alle politiche non va sempre benissimo, alle europee. Perché alle amministrative vinciamo? Perché abbiamo un vantaggio, che poi è un vantaggio meritorio, non casuale. Siamo capaci mediamente di selezionare e candidare una classe dirigente che agli occhi degli elettori viene ritenuta più autorevole, o più affidabile, o più competente, o più radicata. Guardate, non c'è bisogno di parlare del Veneto, dove è chiaro che la storia è diversa dall'Emilia Romagna, ma nel 2019, a metà del 2019, mentre stavamo per andare al voto alle regionali, si votò alle europee e alle amministrative nello stesso giorno, come esattamente poi 2 anni fa. Andavano al voto 250 su 330 comuni. In quei 250 comuni si votava e si spogliava prima le elezioni europee, come dappertutto, alla notte. Spogliate le schede delle europee, io ho ancora adesso il telefono pieno di messaggi
di sindaci e sindache in carica in Emilia Romagna, in quei comuni, che scrivevano: guarda Stefano, mi dispiace, io ero presidente di regione, chiedo scusa, ce l'ho messa tutta, non ce l'ho fatta. Guardate, speravamo di vincere, oppure candidati per la prima volta, ma purtroppo è andata male. E io dicevo, boh, aspettiamo che alle 14 del lunedì apriamo le schede delle comunali. Con i voti delle europee sommati, di quei 250 comuni in Emilia Romagna, in quel momento la Lega aveva il 35% di voti anche da noi, avremmo vinto il 20% di 250 comuni. Alle 14 si aprono le urne delle amministrative, noi abbiamo vinto l'80% dei comuni. Ci sono comuni, ma è capitato anche da queste parti, dove il centrodestra alle europee lo stesso giorno aveva il 70% dei partiti sommati, alle comunali si è ribaltato col 70% a nostro vantaggio. E guardate che in quel caso era la stessa persona che con due mani diverse metteva nelle urne due schede di segno davvero a volte opposto. Allora io domando, anzi dico a me stesso, per il ruolo che ho al mio partito, questa volta, a differenza delle altre, andiamo a pescare molto di più candidate e candidati che hanno dimostrato nei territori e nelle città di saper bene amministrare, perché se hanno amministrato sono stati eletti, e se sono stati eletti vuol dire che li hanno scelti elettori anche che non ci votano solitamente. Forse, mettendo candidati o candidate di quella qualità, è più facile raccogliere qualche voto in più. Guardate che alle europee, grazie a come Elly Schlein ha voluto comporre le liste, noi abbiamo ricevuto tutti i candidati del PD, sia eletti che non eletti, nelle 5 circoscrizioni, più preferenza in totale dei candidati di Fratelli d'Italia, pur Fratelli d'Italia avendo preso qualche milione di voto di lista in più delle liste del Partito Democratico. E c'è chi ha stimato che il PD ha preso, come ricordava il segretario giustamente Bonfante, un 24% che dei sondaggi ci davano al 19-20. Non è solo merito dei candidati, ma si stima che un 2-3% sia arrivato anche da chi è riuscito a portare alcuni voti che non sarebbero arrivati. Siccome ce la giocheremo secondo me per pochi voti il prossimo anno, io penso che sia meglio, ecco la chiudo così, che a Verona e in Veneto i candidati e le candidate al Parlamento li decidono i veronesi e i veneti, non Bonaccini e altri chiusi in una stanza a Roma, perché credo che la migliore risposta anche a una competizione che sarà nei territori tosta debba venire dalla fiducia che voi accorderete a chi pensate meriti di andare in Parlamento. Giustamente hai premesso che non vuoi entrare nello specifico di Verona e quindi non ti domando niente su un problemino che il centro-sinistra ha qui con la candidatura a sindaco, ma quello non te lo chiedo, però ti chiedo, vorrei partire proprio dalla campagna elettorale che è già iniziata a Verona, perché riguarda credo la campagna elettorale anche nazionale. E qui a Verona siamo in piena campagna elettorale già da un pezzo e gli argomenti del centrodestra sono soprattutto tre. L'ambiente, c'è il problema della raccolta dei rifiuti, le abitudini che devono cambiare, è stata raccontata anche qualche bugia su Mantova che forse è arrivata alle orecchie dell'ex sindaco. Perché si è raccontato qualche bugia sul fatto che a Mantova si tornerebbe ai cassonetti aperti e si rinuncerebbe alla differenziata, cose del genere. È stato raccontato in campagna elettorale. C'è Mattia Palazzi. Comunque se serve a vincere a Verona date colpa ai mantovani. Esatto. E l'ambiente. C'è il problema dei cantieri, delle opere pubbliche che vengono fatte e sono una grandissima rottura di maroni, per dirla all'emiliana, e i problemi del traffico. Questo è il secondo argomento del centrodestra. Terzo argomento fortissimo è quello a cui ho fatto accenno prima, quello della sicurezza. Su questo la destra a Verona, il centrodestra, soprattutto la destra a Verona, sono scatenati. Ci sono episodi, poi è inutile spiegare che se avviene una rapina a Legnago è colpa del governo, se avviene a Verona è colpa del sindaco, ma questo fa parte della propaganda. Ma il tema della sicurezza a Verona è sentito, come credo in tutta Italia,
come credo ne parliate a livello nazionale, è un problema che riguarda tutti, riguarda più i quartieri popolari che i quartieri, diciamo così, benestanti. Ecco, su questo tema, e come si fa a convincere gli elettori che la soluzione non è sparare alla gente per strada, non è Minneapolis, che la soluzione dovrebbe essere diversa, ma quale? Chiedono i cittadini. Ecco, prova a dare una risposta su questo. Sul sistema dei rifiuti, io in 10 anni ho approvato 2 piani regionali rifiuti e l'Emilia Romagna sembrava impossibile, ha superato il Veneto di poco, ma diventando la prima per percentuale di raccolta differenziata, ma il Veneto è sempre stato un riferimento nazionale, Noi guardavamo le percentuali del Veneto per dire dobbiamo fare meglio. Non Verona, che no, fa l'alino di come. Sto dicendo, guardava quello, quindi tutto ciò che a Verona, come era prima a Bologna, che era l'ultima dei 10 capoluoghi, per ragioni anche di grandezza, perché più una città è grande più fa fatica a fare la differenziata, ma è importante perché poi guardate che quello permette anche di evitare di avere pattume per strada e soprattutto garantisce quell'economia circolare che diventa un fatto virtuoso anche dal punto di vista ambientale. Sul tema dei cantieri adesso non conosco nel merito, io dico sempre le opere si devono fare, è evidente che per farle qualcuno devi infastidire, altrimenti non faresti mai niente. In un paese bloccato che avrebbe bisogno di qualche cantiere fatto bene in più, vedere che diventa la priorità il ponte sullo stretto di Messina, contro il quale non ho nulla, ma se mi spieghi che la priorità è quella, cancelli 14 miliardi di euro di opere del PNRR, quindi ve ne hanno tolta qualcuna anche in questa regione per pro quota, perché li dovevi metterli, quindi ci siamo giocati 14 miliardi di euro di opere già finanziate e approvate, e quindi terminando il PNRR quest'anno non si faranno più, per metterle su un ponte che secondo me non si farà mai, contro il quale non ho nulla in contrario, se ne fanno in tutto il mondo, se i geologi mi spiegano che non ci sono rischi, però guardate che anche ci spiegassero non ci sono rischi, ma secondo voi la priorità? Tu arrivi a Messina, devi prendere il treno per girare la Sicilia, credo sia l'unica regione in Europa che ha ancora il binario unico, per fare 50 km ci metti 4 ore, ma non era meglio spendere i soldi per far raddoppiare i binari o magari mettere a posto le strade? Cioè, per dire le priorità, per cui un'Italia che non cresce avrebbe bisogno di investimenti, e io penso che poi se l'opera pubblica era utile e verrà fatta bene, vedrete che le proteste diventano poi applausi il giorno dopo, perché è capitato a tutti, compresa me, quando ho amministrato Modena o in Emilia Romagna. Sul tema della sicurezza, allora provo a soffermarmi su questo. Vi ho detto come la penso. Qualche mio amico, collega del PD, persone che stimo, a cui voglio molto bene, mi dice però quando insisti troppo su quell'argomento usi un argomento di destra. Io dico no, la sicurezza non è né di destra né di sinistra, dovrebbe essere un diritto per i cittadini, ma soprattutto è che, siccome hai ragione, si rischia di pagarla di più nelle periferie, nei quartieri popolari. Guardate che se una comunità è poco sicura, chi la paga di più sono le fasce più deboli della società, non le più forti, e chi è di sinistra dovrebbe avere una particolare attenzione in particolare a questo. Si può risolvere con una bacchetta magica? No, non dobbiamo neanche noi illudere i cittadini. Io, se c'è una ragione per la quale penso che il prossimo anno possiamo farcela, è che alla domanda stai meglio o peggio di 5 anni fa, la maggioranza degli italiani, non dico tutti ovviamente, ma cittadini, famiglie, imprenditori, la maggioranza dirà peggio, perché questo dicono i numeri, che anche quelli non sono di destra e di sinistra, del nostro paese. È un paese che si sta impoverendo, che aumenta gli squilibri sociali, è un paese in cui stanno demolendo la scuola e la sanità pubblica, dove il lavoro, quando lo trovi, è mediamente sottopagato o precario, è un paese in cui i più meritevoli e bravi sono costretti ad andare all'estero quando servirebbero come il pane, come il capitale umano per noi. È un paese in cui c'è un signore, Vannacci, che dice reimigrazione, che tecnicamente sarebbe così. Domattina se ne vanno tutti gli stranieri, ma attenti, non solo gli stranieri, anche quegli italiani che sono diventati italiani da stranieri precedentemente. Quindi Confindustria ha stimato che
perderemmo in 2 settimane tra il 10 e il 15% del prodotto interno lordo e si perderebbero alcuni milioni di posti di lavoro, perché in alcuni settori chiuderebbero proprio le aziende, dove magari sta a casa anche la figlia del veronese che lavorava nell'amministrazione. Io peraltro gliela direi così: scusa, ci vai tu, Vannacci, con i tuoi familiari, i tuoi amici a pulire le camere degli alberghi, ci vai tu a pulire i piatti nelle cucine dei ristoranti, ci vai tu a raccogliere la frutta e la verdura nei campi, ci vai tu a mungere le mucche nelle stalle, ci vai tu a fare il badante o la badante in tante famiglie italiane dove mediamente no, perché poi la dobbiamo giocare su ciò che anche persone che li votano vivono tutti i giorni quelle condizioni e magari si rendono conto che se gli va a casa la badante non saprebbero come fare con nuclei familiari più ristretti, oppure lavorano nella ristorazione e anche se votano a destra capiscono che se gli va via il lavapiatti non sanno più come fare, o no? Tant'è che a me fa meno paura quella proposta lì invece del tema della sicurezza più in generale, perché la destra oggi, secondo me, se chiediamo a un veronese per strada, al di là di chi ha votato, è più credibile la sinistra o la destra sulla difesa della sanità pubblica, anche se ha votato a destra, secondo me ti dice più facilmente la sinistra. Se gli chiedi sulla sicurezza chi è più credibile, ti dice la destra. Perché vedo che noi abbiamo avuto per troppo tempo una cosa che capisco anche, no? Che è quella di stare attenti a non mettere nella propaganda in un frullatore ciò che rischia di diventare una discussione che colpevolizza qualcuno e non qualcun altro. Però guardate, loro usano solo la repressione, cioè l'unico loro argomento è la repressione, e la usano in maniera anche molto pericolosa, no? Perché usano la stessa remigrazione. Voi guardate i profili social di miei colleghi e colleghe europarlamentari di certi partiti, mediamente 1 su 2, se non 2 su 3, se non 3 su 4 sono post tutti i giorni su qualche crimine o illegalità commessa mediamente da uno straniero o una straniera. A Reggio Emilia, dalle mie parti, 15 giorni fa è stato ucciso un pizzaiolo, una persona amatissima nel quartiere, molto popolare perché aiutava chiunque, un quartiere popolare. Si è sparsa la voce che dopo l'accoltellamento è stato ucciso da un 40enne con precedenti, l'ha accoltellato perché all'ennesima richiesta della pizza gratuita ha detto dai basta. Si è sparsa la notizia pochi minuti dopo che era stato uno straniero. Vannacci fa un post e dice vedete perché serve la riemigrazione, e prende migliaia di like in tutta Italia. I dirigenti locali, ma magari anche parlamentari di Fratelli d'Italia e la Lega fanno un comunicato stampa, quindi ufficiale, ai giornali e alle TV e alle redazioni dicendo vedete perché serve mandarli a casa loro. Dopo mezz'ora si impara che è un italiano 40enne che ha ucciso il pizzaiolo. Ora anche qui, a me che sia italiano o straniero non me ne frega niente, è che non deve succedere che uno perda la vita mentre fa il suo lavoro in una comunità, una persona ben voluta e che era lì solo per lavorare e fare il proprio dovere, chiaro? Quello non deve succedere. Dopodiché chi ha commesso il crimine è l'ultima cosa che mi interessa. Anzi però, siccome usano il tema repressione, io dico al mio partito, ma non dobbiamo aver paura della parola repressione a sinistra, perché Franco Gabrielli, già capo della polizia, che spero contribuisca a dar vita a un centro-sinistra più largo, persona stimata da tanti per quello che ha fatto nella vita, noi gli siamo nella mia terra molto affezionati, non so quante cittadinanze onorarie ha preso, perché per fortuna c'era lui alla guida della protezione civile quando nel 2012 vennero con le 2 scosse di terremoto per 12 miliardi di euro di danni e purtroppo l'unica cosa irreparabile, 28 vittime. E lui dice, ma un sistema democratico una parte repressiva la deve avere. Io la voglio tradurre così in italiano, noi dobbiamo dire che chi sbaglia è giusto che paghi, punto. Perché se partiamo dal principio che chi sbaglia è giusto che paghi, non conta più il colore della pelle, la lingua che parla, la religione che professa, giusto? E in ogni caso diamo l'idea che non è che per forza dobbiamo ogni volta partire dalle cause che hanno portato uno a commettere un crimine e che se le riusciamo a rimuovere non lo farà più. Figuratevi, per me un politico o un amministratore serio dovrebbe fare questo anche. Ma se ci mettiamo 12 giorni o 24 mesi a trovare le cause e a rimuoverle, mentre lo facciamo dobbiamo dire che comunque se ha sbagliato è giusto che paghi, perché a quel punto molta della propaganda viene a cadere. Sulla sicurezza hanno fallito e vanno sfidati su questo. Facciamo
3 esempi. Primo, non arriverà più nessuno, non sbarcherà più nessuno. Periodo su periodo sono gli stessi. Peraltro, quando fuggi dalla guerra, dalla fame e dalla disperazione, ma te non è che ti poni il problema se morirai nel mare, perché pensi che se ce la caverai invece non morirai nel paese dove sei, giusto? Soprattutto quando devi salvare i tuoi figli o li metti da soli su una barca. In questo Giulio Velasco dice una cosa sempre per me giustissima, cioè lui dice: ma non è che voi potete però cantare l'inno italiano, guardare a 10 milioni in TV, applaudire, tifare l'Italia solo se vinciamo le Olimpiadi o la medaglia d'oro come l'anno scorso ai mondiali. Oggi hanno vinto la finale, terzo e quarto posto UNL, un torneo che conta meno, quindi speriamo di rivincere il prossimo. Ma dice: se voi avete tifato per gente che con indosso la maglia azzurra vedeva in campo titolari nel sestetto più libero figli di italiani, russi, tedeschi, ivoriani, nigeriani, guidati da un allenatore che è figlio di una peruviana e di un argentino. Ma è l'Italia di oggi e sempre più di domani quella lì. E cosa facciamo? Solo per il colore della pelle? Per poi ritrovarci un paese che nel 2050, se non ne arriverà qualcuno in più e non torneremo a far figli, saremo il primo paese al mondo con più pensionati che lavoratori attivi? Che se diventeremo un paese che è una grande RSA, dove sono più quelli che devono ricevere di chi deve dare, è un paese che si giocherà le grandi conquiste delle democrazie liberali nel corso del dopoguerra, che sono la pensione per tutti, la scuola e la sanità pubblica, che è uno dei motivi per cui quando incontro gli studenti, insieme al fatto che per la prima volta nella storia dell'umanità da 80 anni non abbiamo guerre qui, è il motivo per cui bisogna avere fiducia nell'Europa, no? Se ci perdiamo anche quei valori lì è finita. Loro hanno fallito anche perché se tu ogni 3 mesi fai un decreto sicurezza vuol dire che non c'è sicurezza, se no non ne dovresti fare ogni volta uno in più. Quei decreti mediamente hanno 2 funzioni: uno di allungare le pene nei reati e l'altra di estendere il numero dei reati, ogni giorno ce n'è uno in più. Ora non è che anche su quelli, perché si ha l'opposizione, dobbiamo dire di no a tutto. Faccio un esempio: sulla stretta sui coltelli io sono d'accordo, perché di coltelli, soprattutto tra i più giovani, in tasca ne girano troppi, cosa che non succedeva quando io ero più giovane. E se ne girano troppi, qualcuno prima o poi è portato ad usarlo. Io li sfiderei: stretta sui coltelli, bene, non ci basta, anche le armi da fuoco, così voglio vedere se Salvini va ogni 3x2 a inaugurare le fiere dove si producono armi, fucili, Kalashnikov oppure pistole, giusto? Le usino chi le sa usare, va bene? Però avevano promesso, e secondo me se andiamo al governo lo dovremo fare, e quindi li sfiderei qui: voi allungate i reati e le pene, forse era meglio aumentare gli stipendi di poliziotti e carabinieri e finanzieri e magari assumerne un numero maggiore, così nelle nostre città ci sono più divise in giro a tutelare la nostra incolumità, giusto? Perché anche su quello la propaganda finisce. I numeri non sono di destra e di sinistra, il numero di poliziotti che c'erano a disposizione delle questure quando hanno iniziato a governare sono 2000 in più di quelli che ci sono oggi, che quindi sono 2000 in meno. Dice: ma ne abbiamo assunti tanti, certo, ma quelli andati in pensione sono molti di più. Ecco, se andremo al governo, secondo me quella cosa lì noi la dovremo fare. Dopodiché la repressione, che pur serve da sola, non può bastare, altrimenti è giustissimo quello che hai detto. Negli stati federali americani, in molti purtroppo, almeno per i nostri valori, ancora oggi vige la pena di morte. Se voi andate a vedere in quegli stati lì, pur dove c'è la pena di morte, che a noi ci appare surreale, nel 2026 c'è il numero più alto di omicidi nelle città. Quindi la repressione da sola non basta, servono 2 paroline che loro non usano: prevenzione e integrazione, la cui parola contraria è disintegrazione. Se noi andiamo verso la disintegrazione delle nostre comunità non credo staremo meglio. Faccio un esempio e chiudo sul tema della prevenzione. Quando si è insediato il governo, mi correggano gli amministratori locali presenti, hanno tolto i fondi per i minori non accompagnati. Ora c'è un problema sociale al nord, al centro, al sud, nelle città, che è quello di ragazzi e ragazze che sono da soli e che diventano potestà delle istituzioni, diciamo così,
che se non gestiti, ma devi avere anche delle risorse, perché serve la scuola, serve un lavoro se possibile in età lavorativa, serve luoghi dove farli aggregare, discutere, litigare, stare insieme, a proposito di integrarsi con gli altri. E loro perché li tolsero quelle risorse, che poi adesso ho visto un po' le hanno rimesse, secondo me sull'onda della protesta anche di sindaci loro, le tolsero con questa idea, parlavano alla pancia, ma come, dobbiamo mettere soldi pubblici ai cittadini per darli a quelli che poi vanno a delinquere? È accaduto esattamente quello. Perché se io non metto le istituzioni nelle condizioni di poter dare delle prospettive a questi ragazzi e ragazze, lasciati e mollati soli senza nulla da perdere, loro sono diventati spesso e sono la prima manovalanza della criminalità micro o macro organizzata, è chiaro? Quindi anche lì è facile spiegarglielo. Avete fatto un'operazione di propaganda per parlare alla pancia ai cittadini e avete anche in quello contribuito a rendere meno sicure le nostre comunità. Per cui diamoci da fare, perché la sicurezza per me deve entrare nei primi 4-5 proposte di programma decisivi per battere la destra. Non perché noi se andremo al governo riusciremo a garantire il paradiso in terra, non ce la fa nessuno, non perché non faremo errori, ma perché in ogni caso potremo garantire un paese che diventi un po' più giusto e io mi permetto di dire anche un po' più sicuro. Arriviamo alla conclusione. Devono suonare qua, se no li annoiamo. Arriviamo alla conclusione e io vorrei chiudere tornando un po' al punto di partenza. Hai parlato della necessità per il centro-sinistra di andare alle prossime elezioni il più unito possibile. Qui a Verona, scusami ma io sono un cronista locale, si è potuto farlo perché ci si è uniti tra forze molto diverse. In Consiglio Comunale c'è Azione, c'è 5 Stelle e c'è AVS con qualche problemino, ma restano insieme. E si è riusciti a fare un'amministrazione a livello nazionale. Io ho i capelli bianchi, mi ricordo il secolo scorso, nella Prima Repubblica si diceva la democrazia cristiana è divisa a 1000 correnti, si spaccano, si dividono e poi alle elezioni vedo qualcuno che quella esperienza l'ha fatta come me nelle prime file e poi alla fine si arrivava che la democrazia cristiana si presentava sempre unita, compatta e prendeva i voti. Il centro-sinistra faceva lo slogan uniti e compatti con Nenni e Togliatti, poi litigava, si presentava spaccato e vinceva la democrazia cristiana. Rischia di succedere anche adesso, non solo nella Prima Repubblica. Per esempio, su un tema non secondario come la politica estera, non si può proporre un governo senza avere una politica estera e lo sappiamo, ci sono divisioni profonde, ci sono diversità di valute. Io ho sentito per la prima volta Elly Schlein parlare chiaro pochi giorni fa sull'Ucraina, ma è la prima volta che la sento. E allora ti chiedo, rischia il centro-sinistra di avere ancora una volta lo slogan uniti e compatti e poi presentarsi con 2, 3, 4 proposte diverse, perdendo ovviamente fiducia negli elettori da parte degli... No, io spero ovviamente di no. Tieni conto che in Europa però chi vota sempre diversamente sono le forze di governo, cioè in Europa mi trovo in maggioranza con i popolari e quindi anche con Forza Italia, e se votiamo a favore di un provvedimento Forza Italia vota a favore, Fratelli d'Italia perché deve tenere un po' di rapporti per non saperne leggere e scrivere si astiene e la Lega vota contro. Li vedete litigare? Perché io gli invidio 2 cose a loro. La prima è che anche quando sono divisi si presenteranno sempre uniti alle elezioni, e poi gli invidio che se fanno una cosa buona e 9 sbagliate parlano solo della prima. Se noi facciamo 9 cose buone e una sbagliata, state tranquilli che per 3 anni parleremo solo di quella sbagliata. Ma non dovete far così, perché voi siete parte del problema, perché se non fosse che siamo così sarà colpa dei dirigenti ma anche di quelli che ci votano. Cioè abbiamo una sensibilità che apprezzo, no? Che vai a vedere e spacchi il capello in 4, però in un mondo che è fatto come ho spiegato prima e in cui rischiamo di vedere segni degli anni 20 e 30 del secolo scorso, bisogna saper dare una proporzione alle cose per le quali vale la pena litigare o no. Ora abbiamo detto prima che il centro-sinistra, come è stato a Verona meritoriamente,
deve provare a stare unito, perché se non sufficiente per vincere, ma è condizione necessaria, dai, lo sappiamo tutti. L'altra volta abbiamo regalato noi la vittoria a Meloni. Questa volta, se ci dovessimo dividere, anche solo in 2 parti, quindi non più in 3, lei stavolta non fa neanche la campagna elettorale, va in vacanza, torna riposata e torna a Palazzo Chigi. Quindi io non sono preoccupato di questo. Certo, c'è un tema che è quello della politica estera, hai ragione, che va toccato per un motivo, perché stare uniti nelle regioni e nei comuni è meritorio, ma nelle regioni e nei comuni nel programma non ci va la politica estera. Per guidare un paese sì. Però intanto su questo sono molto divisi loro. E io li vedo molto divisi perché in realtà, vedi, io non mi permetterei mai di dire che è colpa di Meloni e Salvini la guerra del criminale Putin all'Ucraina. Peraltro ho sempre detto pubblicamente, anche a Verona l'anno scorso, che secondo me Meloni e il governo sono comportati molto bene sull'Ucraina, stando patti con il resto dell'Europa, tranne Orban e poco altro. Non è colpa loro la guerra illegale in Iran, seppur, fatemi dire, avevamo ragione noi, a partire da Elli, quando dicevamo che calpestare il diritto internazionale, pensare ancora una volta di esportare la democrazia con le bombe e non avere un piano di strategia non è che ci faceva dire così perché ci dispiaceva venisse a mancare qualche ayatollah criminale. Avevano appena mandato a morire 30.000 ragazzi e ragazze, anzi, se ho un rammarico, e dico mai più, lo dico a me stesso, la sinistra mondiale, europea e italiana, a partire da noi, avremmo dovuto andare in piazza, come abbiamo fatto giustamente per Gaza, anche per quelle ragazze e quei ragazzi, un po' più di quanto non abbiamo fatto. Ma avevamo ragione. Cos'è accaduto con quella guerra illegale? Non c'era una strategia, perché guardate che qualsiasi stratega militare ti spiegherebbe che per conquistare l'Iran devi entrare via terra. Ma Trump può permettersi posto che sarebbe una follia una guerra del genere, mandare via terra rischia di far morire decine di migliaia di ragazzi americani quando aveva vinto le elezioni con America First, e quindi non ci disemperemo da tutto il mondo. Sarebbe un altro Vietnam, e lui ha le elezioni di midterm sulle quali io spero e speriamo prenda una legnata indimenticabile tra poche settimane, ma non se lo poteva permettere. Senza una strategia è accaduto quello che denunciavamo. Intanto che non è che il regime se n'è andato come raccontavano, è peggio di prima, perché vi segnalo che il potere teocratico, cioè gli ayatollah, lo stanno sostituendo i militari, cioè i pasdaran, le guardie della rivoluzione, e non è meno cruento di prima, per chi chiede libertà. Ma poi è arrivata la conseguenza in Occidente. Cosa hanno fatto? Quello che farebbe chiunque dal loro punto di vista, cioè se ti vogliono far male ti colpiscono dove possono, e quindi chiudono lo stretto di Hormuz per la prima volta, ti aumenta direttamente il costo delle materie prime, perché noi diciamo giustamente la benzina, le bollette o meno, ma se tu chiedi agli agricoltori, a partire dai fertilizzanti, è un dramma, Per cui l'Occidente sta peggio, molto peggio di prima, anche a causa di quello. Così come non gli do la colpa loro del genocidio a Gaza, ma loro hanno un problema e una responsabilità morale mica piccola. Chi sono stati i maggiori tifosi nel nostro paese di Trump e di Netanyahu? Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e poi ovviamente gli va dietro anche l'altro con gli stivali. Cioè, guardate che aver tifato, essere stati supini, non aver mai detto una parola, l'unica volta che ha iniziato a ribellarsi è quando addirittura ha insultato il Papa, ed era troppo anche per lei, oppure quando ha insultato lei, e quindi è un mondo destabilizzato. Vedete poi le destre che stanno pur crescendo ancora, quindi Houston abbiamo un problema, anzi le estreme destre, però quando vanno al governo i sovranisti risolvono i problemi. Anzi, noi adesso abbiamo un mondo che è più incendiato di prima e che fa più paura di prima, e che dal punto di vista economico a partire da noi le cose peggiorano, non migliorano. Quindi quelle ricette, vedete, che poi applicate, giusto o sbagliate che fossero, non funzionano. Quindi è chiaro che loro hanno problemi sulla politica estera, perché voglio vedere come conciliano quello che scriveva Vannacci nel libro con quello, ad esempio, che loro dicono e fanno. Noi certo abbiamo, non su Gaza, non sul Medio Oriente, non sull'Iran, in realtà l'unica vera differenza che c'è è un po' sull'Ucraina, dove non è che, come dire, non è che celebrano, incensano Putin, perché sarebbe troppo. Vabbè, troveremo una ragione, noi non rinunceremo, questo è chiaro anche a Conte e a Fratoianni e a Bodei, non rinunceremo all'idea che non può passare e non può succedere e non può diventare un precedente che chi ha la forza militare, la prepotenza e la cattiveria
o la criminale idea di andare a bombardare e radere al suolo un altro paese, alla fine gli devi anche dare ragione, perché se passa quel precedente lì, noi andiamo in un mondo che sarà completamente destabilizzato. Venite con me a Bruxelles o a Strasburgo, parlate con un polacco, un rumeno, un estone, un lituano, un lettone, ma anche uno svedese, un finlandese, e sono terrorizzati. A me, nel corso della mia vita politica, ormai tanti anni, appariva surreale che la Finlandia, che è lì di fianco all'ex Unione Sovietica, prima l'Unione Sovietica, e la Svezia, che non è molto lontano, non fossero nella NATO. Dicevo, ma com'è possibile? E stai tranquillo che ogni volta che qualcuno provava a dire facciamo un referendum, l'80% degli svedesi e finlandesi si schierava contro. È bastato l'invasione in Ucraina, nel giro di pochi mesi l'80% dei finlandesi e dei svedesi hanno detto è giusto che entriamo nella NATO. Quindi c'è paura. Dopodiché io penso che possiamo trovare una mediazione tra dire che bisogna combattere e contrastare i criminali, che serve la difesa comune, non il riarmo nazionale, che è il suo esatto contrario. Anzi, se andremo al governo dovremo dire che la prima cosa che cancelleremo è l'aumento del 5% delle spese militari, che lei ha sottoscritto con Trump, e quei soldi li mettiamo per la scuola e la sanità pubblica. Attenti, attenti. Io che vi dico questo, vi dico che comunque la difesa comune ci vuole. Sanchez ha portato dall'1,2 al 2,8 le spese militari, che in realtà poi per il futuro, più che armi, saranno satelliti, avete visto i droni, no? Tecnologie, intelligenza artificiale, e soprattutto il fatto che ci vuole un'Europa più unita per andare a essere anche portatori di pace, cioè quello che è mancato è che non c'è un protagonismo europeo per andare a sedersi ai tavoli dove pur ti devi sedere anche col nemico, ma noi nell'interesse degli ucraini prima di tutto bisognerà che una pace giusta e duratura prima o poi ci arriviamo. Ed è chiaro, chiudo, che c'è un tema che dobbiamo sbattere in faccia alla destra, lo dobbiamo dire di più di quello che io nel PD e nei socialisti non sento neanche adesso, seppur Elli lo dice sempre. Noi dobbiamo fare una campagna elettorale nella quale dobbiamo usare alcune cose che in 30 secondi possono anche colpire l'interesse di uno che legge la Gazzetta dello Sport al bar di Verona e della politica non gliene frega niente. Il tema è questo: se mi chiedessi la prima riforma da fare in Europa per farla funzionare meglio, visto che l'Europa ha dei difetti enormi, ma senza l'Europa ogni singola nazione sarebbe suddito di qualcun altro, a partire da noi. Ma è normale che nel 2026 c'è ancora il diritto di veto per cui uno impedisce agli altri 26 di poter decidere? Quando Damiano Tommasi, Alessia e gli amministratori di Verona portano una delibera in consiglio comunale, se di tutte le opposizioni uno solo votasse contro e tutti gli altri a favore, voi scrivereste domani grande risultato politico, è vero o no? Non c'è un consiglio comunale, un consiglio regionale, un Parlamento di qualsiasi democrazia del mondo, non c'è un CDA di un'impresa, non c'è un direttivo di un'associazione di volontariato, neanche chi fa la festa dell'unità qui. Non è che quando hanno fatto il menù o il programma degli spettacoli o dei dibattiti politici, se uno era contrario non si faceva la festa, perché nelle vostre famiglie funziona così. Questo ho visto l'altro giorno, l'80% degli italiani a domanda ha risposto sì, secondo me sarebbe giusto eliminare l'unanimità. Con l'unanimità non puoi avere una politica estera comune, per cui diamoci da fare, perché secondo me su questo riusciamo a parlare, a proposito, anche a quelli che magari non ci hanno votato, ma che capiscono che un'Europa paralizzata è un'Europa che apre le porte a quelli che ci spiegano persino che le democrazie non servono. Grazie. Grazie, ringrazio Alessia Rotta, ringrazio Franco Bonfante, ringrazio Stefano Bonaccini, molto chiaro, ringrazio voi perché una platea così piena, là dietro c'è la gente in piedi, rimasta fino adesso a parlare di politica, quindi qualcuno ha voglia di parlare di politica, quindi grazie soprattutto a voi e buona serata.